Senza Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera, benvenuti ad Alta Tiratura su Radio Libertà. Io sono Alessandro Gnocchi e cominciamo subito. Il primo libro di cui vi voglio parlare è una biografia di Filippo Tommaso Marinetti, il padre l'inventore del futurismo, scritto da Claudia Salaris, che probabilmente è la maggior conoscitrice e collezionista del futurismo stesso. Possiede infatti una fondazione a suo nome, nella quale ha raccolto, diciamo, gran parte delle stampe dei libri e delle stampe, dei disegni e dei materiali più pregiati del futurismo stesso. Ho avuto l'occasione di incontrarla qualche giorno fa e mi ha appunto dato la nuova edizione di uno dei suoi libri più famosi, che è appunto la biografia di Marinetti. Questa biografia ora è pubblicata da Silvana Editoriale, marchio specializzato nei libri d'arte, e ha molte pagine in più e diciamo che mette al centro alcuni aspetti di Marinetti che non sono, diciamo, i soliti legati al fascismo, al regime, al rapporto, diciamo, con la politica. E questo diciamo, rende molto più interessante questo libro su Marinetti di quello che ad esempio abbiamo visto sul piccolo schermo, ovvero lo scempio della figura di Marinetti stesso, che è stato fatto nella serie M, di cui molto si è parlato in questi giorni. Marinetti compare in una sola scena, in un salotto che potrebbe essere quello di casa sua, perché era orientaleggiante ed d'altronde Marinetti era nato ad Alessandria d'Egitto, e figura come una specie di lenone o come scusate il termine, una sorta di puttaniere mezzo matto. Marinetti non era né l'una né l'altra cosa. Anzi, il merito forse maggiore di questo libro è che ci mette di fronte appunto a tutte le facce, sono tantissime e anche contraddittorie, di questo intellettuale e scrittore. È stato, diciamo, una piccola lista per difetto potrebbe essere questa: è stato un poeta, è stato un agitatore culturale, è stato un provocatore politico, un fondatore di riviste, è stato contemporaneamente rivoluzionario e accademico, è stato un antesignano degli studi sulla psicologia di massa, è stato un pubblicitario ante litteram, un seduttore seriale di belle donne. Insomma, è stato un personaggio dalle mille sfumature che non si può per niente ridurre appunto alla figura del lenone semiscemo che vediamo invece in M. Le cose non stavano così. Diciamo che dal punto di vista della stretta biografia, ricordiamo almeno che Marinetti appunto era nato ad Alessandria d'Egitto, suo padre era un ricchissimo avvocato civilista, che si era trasferito ad Alessandria d'Egitto perché in quel periodo, siamo alla fine dell'Ottocento, in quel periodo il canale di Suez, che era stato inaugurato da poco, portava una grande quantità di affari che avevano bisogno appunto di un avvocato, e il centro di questi affari era Alessandria d'Egitto. L'Africa segnerà in maniera, diciamo, decisiva l'immaginario di Marinetti. Infatti il suo primo libro futurista, che si chiama Mafarca il futurista, è proprio la storia di un re africano, storia surreale di un re africano. Ma diciamo che quello che a me ha colpito di questo libro è il fatto che in realtà Marinetti si pone al centro di una serie di dibattiti che sono altamente attuali, cioè si colloca, diciamo, alla base di quelle riflessioni sulla macchina e sul rapporto che noi abbiamo con le macchine, riflessioni che oggi sono al centro del dibattito scientifico, culturale e politico.
Innanzitutto non si deve pensare, diciamo che questa fusione con le macchine sia una specie di banale rivisitazione del robot con fattezze umane. No, qui si va molto oltre e la Salaris spiega in maniera molto eloquente che la velocità e lo sguardo fisso al futuro è un modo di esorcizzare la morte, cioè di allontanarsene. La fusione del corpo con la macchina è un modo di esorcizzare la putrefazione del corpo e di raggiungere l'eternità meccanica. Marinetti era stato segnato, perché la putrefazione? Marinetti era stato segnato, oltre appunto dalla sua infanzia in Africa, era stato segnato dalla morte del fratello amatissimo, morte molto prematura, e aveva questo pensiero del fratello sempre fisso in testa, e ce l'avrà per tutta la vita. Ehm, Insomma, già questo ci fa capire che siamo appunto al centro del dibattito contemporaneo su quello che qualcuno definisce il transumanesimo, ovvero, brevemente, il superamento del nostro corpo attraverso l'uso delle macchine, uso che può diventare anche un'autentica fusione con macchine che, adesso lo sappiamo, saranno certamente animate, per così dire, da un'intelligenza artificiale. Non c'è nessuno, credo, che oggi possa sapere dove tutto questo ci condurrà, e infatti proprio per questo motivo il dibattito è così acceso e così aperto. Vi leggo un passo di Marinetti per farvi capire come questa riflessione appunto sul rapporto con le macchine fosse già sviluppata in lui. Scrive: certo è che, ammettendo l'ipotesi trasformistica di Lamarck, si deve qui si fa riferimento alle teorie sull'evoluzione dell'uomo e degli animali. Si deve riconoscere che noi aspiriamo alla creazione di un tipo non umano nel quale saranno aboliti il dolore morale, la bontà, l'affetto, l'amore, soli veleni corrosivi dell'inesauribile energia vitale, soli interruttori della nostra possente elettricità fisiologica. Noi crediamo alla possibilità di un numero incalcolabile di trasformazioni umane e dichiariamo senza sorridere che nella carne dell'uomo dormono delle ali meccaniche. E capite che appunto potrebbe essere questo effettivamente il discorso di un transumanista di oggi. Poi ci sono altre osservazioni molto calzanti sul mondo delle macchine e della comunicazione globale. Beh, intanto dice che le macchine cambieranno in maniera radicale la psicologia dell'uomo, e quindi diciamo alla fine la psicologia dell'uomo sarà come dire, sostituita da quella che Marinetti chiamava l'ossessione lirica della materia. E non è neanche, scopriamo dalla biografia scritta da Salaris, Marinetti non è nemmeno estraneo alla definizione, anzi è diciamo l'ispiratore alla base della famosa definizione di villaggio globale che diede un grande sociologo, Marshall McLuhan, negli anni 60 del Novecento. Il villaggio globale in sostanza significa questo, cioè che le comunicazioni sono così integrate e così rapide che oggi tutto il mondo è un villaggio, nel senso che possiamo comunicare a grande distanza in tempi molto rapidi, e quindi in un certo senso è come se tutto ci fosse più vicino. Ma attenzione, perché questa definizione di villaggio unificato dalla velocità delle comunicazioni sta proprio nelle pagine di Marinetti, la prima volta che compare. Ehm, L'idea infatti, ecco, qua dice Marinetti che la Terra oggi sembra rimpicciolita dalla velocità e ridotta a villaggio. E ancora scrive: gli uomini conquistarono successivamente il senso della casa, il senso del quartiere in cui abitavano, il senso della città, il senso della zona geografica, il senso del continente. Oggi possiedono il senso del mondo, conseguente necessità per l'individuo di comunicare con tutti i popoli della terra. Questa definizione verrà presa da un intellettuale inglese che era stato vicino a Marinetti, Wyndham Lewis, e da Wyndham Lewis passerà poi nelle pagine di Marshall McLuhan.
Poi altri momenti, secondo me salienti di questo libro, cioè alcune delle pagine salienti di questo libro, sono anche quelle in cui Marinetti analizza la psicologia delle masse e ci fa capire innanzitutto che il futuro dell'umanità è nelle metropoli e non nelle campagne. Qua leggo dal manifesto del futurismo: noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa. Canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne. Canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche e così via. E se vi sembra una scena del film Blade Runner, forse non siete così lontani dalla realtà. Ehm, C'è poi un'altra cosa da notare, cioè che dal libro della Salaris emerge anche un rapporto che a quanto mi consta è ancora da indagare tra il futurismo e l'esoterismo, le scienze occulte. Questo perché la definizione che Marinetti dà della volontà umana, cioè il mondo si può trasformare attraverso la volontà dell'uomo e e inoltre grazie alla potenza creatrice della sessualità. Qui non si riferisce alla potenza procreatrice, ma proprio alla potenza creatrice. Ecco, queste sono parole che sinceramente alludono alla definizione classica di magia che troviamo ad esempio in opere anche pop, le opere ad esempio Magic di Aleister Crowley è basato esattamente su questo doppio binario, magia sessuale e magia come capacità di trasformare il mondo attraverso la volontà e attraverso alcuni rituali. Bene, adesso ci ascoltiamo una canzone dei Led Zeppelin e dopo vi spiego perché è una canzone dei Led Zeppelin e poi parleremo di un altro tema divertente, spero almeno, che è la sudditanza psicologica nella cultura. Bene, abbiamo sentito Immigrant Song in una versione orchestrale che francamente non conoscevo, è una canzone dei Led Zeppelin. E perché tiriamo in ballo i Led Zeppelin? Beh, intanto perché abbiamo parlato di occultismo e Jimmy Page, che era il chitarrista principale autore dei Led Zeppelin, musicale dei Led Zeppelin, è un grande occultista. Non a caso si è comprato il maniero di Aleister Crowley sul lago di Loch Ness. È una casa che molti ritengono infestata dagli spiriti, ed è anche Jimmy Page è anche il più grosso collezionista di oggetti appartenuti ad Aleister Crowley, e ha anche una casa editrice che pubblica libri unicamente di occultismo.
Ma abbiamo scelto i Led Zeppelin anche per un altro motivo, cioè che moltissimi dei testi scritti da Robert Plant per questa band avevano come autore di ispirazione, si ispiravano appunto a Tolkien, a J.R.R. Tolkien e al Signore degli Anelli. Bene, a questo punto, prima di proseguire, vorrei fare un piccolo inciso sulla espressione sudditanza psicologica. Cosa significa? Diciamo che è un termine un'espressione calcistica, ovvero si intende che un arbitro ha una sudditanza psicologica nei confronti delle grandi squadre, delle squadre più famose e più forti, e quindi tende a, come dire, favorirle quasi inconsciamente mentre arbitra. E io so che questa sudditanza psicologica esiste perché io sono tifoso di una piccolissima squadra che si chiama Cremonese e che spesso ha pagato il conto della sudditanza psicologica. Ma adesso tifo a parte, la sudditanza psicologica si può applicare anche in altri campi, ad esempio in campo culturale. In questo devo dire che è stata maestra la destra, che si è fatta dettare dalla sinistra tutti i temi del dibattito culturale, questo per decenni, ritenendo evidentemente validi solo quelli proposti da sinistra e ritenendo invece di poco valore, a quanto pare, i temi proposti dalla destra stessa. Questo siamo pieni di esempi. Quando ci fu la trasformazione di Alleanza Nazionale in un partito che voleva recidere le radici con il fascismo, assistemmo ad alcune surreali appropriazioni da destra di cantanti, scrittori che invece erano classicamente di sinistra, per cui si arrivò a dire addirittura che Bob Marley doveva essere uno dei cardini, uno dei pilastri del Gotha della destra. Francamente ci sembra un pochino esagerato. Quindi per decenni la destra, invece di dire quello che voleva e di portare avanti le idee di chi era di destra, ha preferito rintuzzare o polemizzare con la sinistra, facendosi ovviamente in questo modo dettare sempre l'ordine del giorno, perché se io non propongo mai niente e ribatto sempre al Saviano di turno, alla fine è Saviano a decidere qual è l'agenda del dibattito. Invece la destra dovrebbe, soprattutto ora che è una forza di governo, dovrebbe, come dire, imporre i suoi temi, imporre ovviamente in maniera del tutto pacifica e pluralista, cioè dovrebbe dovrebbe spingere le proprie idee e in modo che appunto sul mercato, se vogliamo chiamarlo così, delle idee si possano confrontare destra e sinistra che hanno pari diritto di esistere e anche pari profondità. Anzi, a me la destra pare un po' più profonda, ma sono di parte. Quindi la sudditanza psicologica è questo, come dire, atteggiamento di inferiorità alla fine, la convinzione di essere inferiore e quindi di dover sempre riprendere i temi di chi mi è superiore, degli altri. Ora, questo fenomeno che, ripeto, per decenni è stato tipico della destra, oggi sembra quasi riscontrare un'inversione di senso di marcia, perché prima era da destra verso sinistra, ma adesso negli ultimi giorni abbiamo assistito a una trasformazione al contrario della sinistra che cerca di appropriarsi di argomenti, temi e autori che invece sono tipicamente di destra o almeno non sono parte della sinistra di oggi, che è la sinistra dei diritti, la sinistra LGBT, la sinistra appunto che non parla più di lavoro, ma parla appunto di diritti. E infatti in questi giorni abbiamo letto alcuni articoli realmente grotteschi e surreali. Ad esempio, uno degli autori su cui appunto la sinistra ha concentrato le sue attenzioni per portarlo dalla sua parte è Tolkien.
Ora, Tolkien, purtroppo per chi sta compiendo questa impresa culturale destinata al fallimento, purtroppo per loro Tolkien disse testuale di essere un cattolico conservatore, quindi a questo punto diciamo che c'è poco da attribuirsi, nel senso che si potrà dire che Tolkien ha anticipato dei temi che possono piacere anche a sinistra, ma come è tipico di tutti i grandi autori. Ad esempio, il tema dell'ecologia, dell'ambientalismo, è un tema effettivamente in Tolkien, e questo appunto può piacere a sinistra e dovrebbe piacere anche a destra, anche se la destra è un po' distratta a volte su questo tema. Di conseguenza, appunto, paginate per spiegarci che Tolkien, che è appunto a suo stesso dire conservatore, è in realtà un simpatico progressista mascherato da conservatore, e quindi l'appropriazione che la destra ne ha fatto è sbagliata, come al solito la destra non ha capito niente, e si è attribuita a un autore che invece era chiaramente di area progressista. Ovviamente sono sciocchezze che non stanno né in cielo né in terra, perché Tolkien è un vero e proprio conservatore, è un vero e proprio cattolico, e diciamo tutto il suo mondo è basato sull'esistenza per niente relativista del male e del bene che si scontrano, e gli eroi sono appunto quelli che combattono contro il male. Questa è una visione assai poco relativista, assai poco di sinistra. Se poi ci mettiamo che appunto nelle sue lettere lui più volte dice al massimo potrei essere un anarco-conservatore, dice, perché sono così conservatore che non c'è un partito che mi rappresenta veramente. I conservatori inglesi non sono abbastanza conservatori per me, perché io sono conservatore e cattolico. Quindi ogni tentativo di appropriazione in questo caso è destinato a sfociare nel ridicolo. Lo dico perché diciamo, questo tentativo di appropriazione ha anche aperto una specie di battaglia editoriale su chi deve essere il curatore delle opere di Tolkien e su chi deve essere il traduttore delle opere di Tolkien, e qui la destra ha subito delle gravi sconfitte, perché gli editori, in questo caso l'editore Bompiani, ha pensato bene subito di come dire, di togliere alla società tolkieniana, che era appunto ispirata da personaggi di destra come Gianfranco De Turris, che è anche uno dei massimi conoscitori italiani di Tolkien, è stato levato per darli a quel gruppo di autori che forse conoscete, forse no, ma anche se non li conoscete non vi perdete niente, che sono noti come Wuming 1, 2, 3, 4, 5, cioè sono scrittori che non hanno un'identità collettiva, sono dei maoisti, in poche parole, che sono diciamo in prima linea su tutte queste battaglie che insensate, sinceramente, su autori come Tolkien. Ma abbiamo addirittura appreso che perfino Yukio Mishima era in realtà un uomo di sinistra. Ora, Mishima, voglio dire, come si fa a dire che è un uomo di sinistra, un uomo che a parte che era molto giapponese e quindi sfugge un po' alle nostre categorie sinistra e destra, era comunque un nazionalista acceso, un conservatore che si è suicidato facendo seppuku, cioè squartandosi e facendosi mozzare la testa dal suo migliore amico. Ecco, si è ammazzato perché voleva restituire all'imperatore il titolo divino che gli era stato levato dopo la seconda guerra mondiale. Ora capite che prendere un autore come questo, che si è suicidato per questo motivo, e sostenere che tutto sommato aveva qualcosa di sinistra, sfonda le porte del ridicolo. Semmai poi, semmai vogliamo avvicinarlo a qualche cosa di italiano, possiamo avvicinarlo semmai a Gabriele D'Annunzio
un altro che di certo non risponde ai criteri odierni e attuali di sinistra e destra. Quindi anche Yukio Mishima, come Tolkien, si trova improvvisamente arruolato dalla parte sinistra e questo francamente, anche questo sfonda le porte del ridicolo. Poi abbiamo letto un terzo articolo che va in questa direzione e questo terzo articolo prende in esame George Orwell. Ora voi dite, vabbè, George Orwell però c'ha ragione, perché George Orwell è sempre stato un socialista rivoluzionario, non è mai venuto meno a queste sue idee. In quanto socialista rivoluzionario, diciamo affine alla corrente sindacalista e anarchicheggiante, non amava certo lo stalinismo, anche perché gli stalinisti gli avevano ficcato un proiettile in gola durante la guerra spagnola. Quindi però sembrerebbe un'appropriazione più sensata, ma invece no, perché nel corso di questo articolo, frase dopo frase, arriviamo al culmine, all'apice di quella che dovrebbe essere la riflessione, e che sarebbe la seguente. Orwell era un contrario alla società della sorveglianza e quindi era un nemico di Musk. Un nemico di Elon Musk, ma cosa c'entra? Ma come può solo venire in mente di avvicinare George Orwell a Elon Musk? Sono due cose completamente diverse, due pianeti completamente diversi. La sorveglianza di cui parlava George Orwell è la sorveglianza stalinista, è quello che lui aveva in mente. 1984 come primo titolo era 1948. Poi ha invertito i due numeri perché voleva alludere chiaramente allo stalinismo, i minuti di odio che ogni giorno la società inglese, che lì si chiama piattaforma oceanica, dedica ai nemici del Grande Fratello è Trotsky. Cioè è ovvio che Orwell ha saputo anticipare tanti temi che ci riguardano da vicino, no? Però adesso andare a dire che era un nemico di Elon Musk, francamente io non lo so, allora vale tutto. Allora prendiamo qualsiasi cosa, Omero era nemico di Jeff Bezos e andiamo avanti così a fare un gran pasticcio. Ora, però, è divertente questo fatto, appunto, che prima era la destra che si appropriava degli autori di sinistra, arrivando all'apice del ridicolo, appunto, con quelle doppie pagine che uscivano sul giornale che un tempo era di Alleanza Nazionale, con Bob Marley, appunto, come cardine appartenente al gotha della destra. Adesso le cose vanno al contrario, per cui sui giornali di sinistra troviamo delle rivalutazioni che francamente fanno cadere le braccia di autori di destra che loro malgrado si trovano arruolati a sinistra. Ora, ripeto, Tolkien ci ha lasciato una lettera in cui dice: io sono un cattolico conservatore. Poi davanti a una lettera di questo tipo non si può poi pubblicare 3 pagine in cui mi si spiega che in realtà sotto sotto era un progressista. Ragazzi, non prendiamoci in giro. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con Alta Tiratura su Radio Libertà. Grazie.